Piancansiglio, il Piancansiglio è un'area importante anche perché è proprio a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e soprattutto è un punto di passaggio per le Alpi. Noi siamo qui, questo è un territorio gestito da Veneto Agricoltura che ospita ormai da quasi 20 anni degli scavi importanti che vogliono indagare, scavi a cura dell'Università di Ferrara, che vogliono indagare qual era il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo e la foresta, prima l'uomo di Neanderthal e poi l'Homo sapiens. Qui, in questa realtà, Pian di Landro, in questo momento lo vedete, è questa realtà l'andro viene da antro, vedete questo qua sotto è una sorta di antro, è una caverna che ha ospitato nei millenni le persone che attraversavano questo territorio. Questa grotta probabilmente veniva utilizzata dai cacciatori che si fermavano qui per le loro battute di caccia, diciamo così, ma soprattutto adesso andiamo a vedere il significato e il lavoro di questi scavi archeologici. Professor Peresani, lei scava qui in Cansiglio da quasi 20 anni, prima nell'area del Palughetto, adesso in quest'area di Pian di Landro, per cercare, come fosse un novello Indiana Jones, le tracce dell'uomo e della presenza. Ecco, che cosa state capendo, che cosa avete capito finora e cosa sperate di trovare? Sì, in effetti ogni scavo è una grande sorpresa e qui finalmente ci siamo imbattuti in un sito molto importante perché è conservato in una grotta, in una piccola cavità che ha permesso di restituirci i resti più nitidi, insomma, dei primi abitati di quel tempo. Il sito risale a circa 10.000 anni fa, è in corso di scavo da 4 anni e sta dimostrando di essere un importante archivio, diciamo, dell'ambiente e della vita dei cacciatori di quel tempo. Ritroviamo ossa di animali cacciati, marmotte, stambecchi, orsi anche, e cervi soprattutto, e manufatti in pietra scheggiata e tracce di questi accampamenti stagionali che si installavano in questa zona riparata. La collaborazione con Veneto Agricoltura? La collaborazione con Veneto Agricoltura è sempre molto fruttuosa, iniziò nel lontano 93 grazie appunto agli scavi nella zona del Palughetto, poi si concretizzò con l'apertura del rinnovato Museo dell'Uomo in Cansiglio e qui a Veneto Agricoltura dobbiamo molto, non soltanto il supporto logistico ma un supporto alle ricerche, agli scavi, agli studi, alle datazioni di cui necessitiamo ovviamente per portare avanti questi progetti. Dottor Visentin, lei è il direttore degli scavi qui in Pian di Landro in Pian Cansiglio, peraltro anche 3 anni fa lei era qui presente e quindi conosce bene questo scavo. Ecco, ce lo presenta, ma soprattutto in quanti siete qui a scavare? Siamo un gruppo di lavoro di circa 10-11 persone, stiamo lavorando qui già da 3 settimane, siamo circa a metà di questa campagna di scavo, poi continueremo fino all'inizio di luglio e stiamo indagando gli livelli, diciamo, un po' più vecchi, più bassi di questa frequentazione epigravettiana del Paleolitico finale, cercando di raggiungere un livello molto organico, molto ricco di materiale che è molto, diciamo, molto promettente e non vediamo l'ora di iniziare a indagare. Allora, questa era una linea di transumanza, quindi qui sostanzialmente l'uomo di Neanderthal si fermava perché veniva a cacciare per poi rientrare nella sua realtà, probabilmente in piano oppure sulle altre montagne fuori da questa realtà. Sì, non l'uomo di Neanderthal sappiamo che è passato per il Cansiglio, abbiamo trovato alcuni dei manufatti che ha prodotto, però questo sito qui è molto più recente, si riferisce all'Homo sapiens, quindi a noi, i nostri antenati che hanno effettivamente occupato il Cansiglio e questa cavità come accampamento
probabilmente stagionale durante attività magari di caccia, ma non solo, abbiamo trovato vari strumenti che ci testimoniano anche l'effettuazione di varie attività di trasformazione di altri materiali come la lavorazione del legno ad esempio o delle pelli. Quindi l'interesse a scavare qui è per capire realmente come l'uomo, in questo caso la foresta, hanno interagito l'un l'altro. Sì, esattamente, questa è una delle principali chiavi di lettura di questo tipo di indagine, di questo tipo di ricerca. Quello che ci interessa sapere è appunto in che modo l'uomo e l'ambiente si relazionano e come è cambiato nel tempo anche questo tipo di rapporto, di relazione. Comunque il Cansiglio era un posto importante. Sicuramente il Cansiglio era un posto molto importante nella preistoria, nel Paleolitico, nel Mesolitico, visti la gran quantità di dati e di informazioni che continua a dare da diversi anni.